prima che Salvini. Allora, ritorniamo qui, ci sono altri argomenti molto importanti su cui viene puntare l'attenzione. Insomma, c'è la legge 194 dell'interruzione di gravidanza. Sì, no, nel senso che sempre sulla scia pone delle limitazioni del decreto Pillon c'è comunque continuamente l'attacco alla legge 194, la legge per l'aborto. Il problema dove sta sostanzialmente? Allora, come se fossimo in una situazione di aumento degli aborti, tutte le donne vogliono abortire e quant'altro. Qua abbiamo una bella slide in cui invece, per esempio, proprio anche qua nel Veneto si vede come invece la legge ha aiutato a far diminuire il numero delle interruzioni di gravidanza, perché si deve fare prevenzione, no? Perché i consultori familiari hanno questo ruolo, dovrebbe essere un servizio in cui di cui le donne hanno fiducia e trovano gli specialisti che le aiutano nel loro percorso di coppia, sulla loro sessualità e quindi anche sugli anticoncezionali. Quindi l'interruzione di gravidanza è una scelta che comunque bisogna dire è sempre una scelta drammatica, difficile, dolorosa, no? Per le donne, non è una passeggiata, non è una passeggiata e quindi come dire, perché adesso si vuole colpire questo? Sempre per questo modello di società, no? Di rapporto donna-uomo. Ecco, per il problema più che altro è che ci sono medici obiettori, troppi medici obiettori e pochi che sono disposti a... sì, quindi infatti, la questione è proprio questa. Ma anche qua sono andati... Cioè 76%, oltre il 76% da quando è stata medici. istituita praticamente la 194, no? Il numero degli obiettori è andato via via aumentando. Sono diventati tutti quanti improvvisamente, non so, di una certa idea o forse c'è anche qualcos'altro dietro a questo aumento. Viene data? Sì, perché tante volte negli anni il medico obiettore, quello che faceva materialmente, non obiettore, che faceva materialmente le interruzioni di gravidanza, era lasciato solo dentro un reparto, era quello che gli toccava fare sempre, come dire, lui, no? E magari in certe situazioni gli era anche impedito di fare altri interventi chirurgici, era un po' ghettizzato, un po' osteggiato, e allora uno dice, vabbè, faccio l'obiezione così posso fare un po' di tutto, no? Anche carriera. E anche carriera, infatti era proprio impedita la carriera. E allora bisogna invertire, bisogna veramente, come dicevo prima, applicarla la legge, applicarla fino in fondo. Addirittura è venuto fuori che l'obiezione si poteva fare a livello di consultorio familiare, anche solo l'atto della prescrizione, no? Se una donna decide, perché ha tempo 7 giorni, no? Va al consultorio per farsi fare la certificazione per l'interruzione di gravidanza, di solito deve ripensarci 7 giorni, prima comunque gli specialisti parlano con lei, cercano di capire le motivazioni e quant'altro, poi dopo 7 giorni decide no, voglio, insomma, i miei problemi mi portano a questa decisione, e sembrava che anche all'interno del consultorio familiare non potessero neanche fare il certificato, che non è fare l'atto dell'interruzione di gravidanza. Ecco, c'è stata per esempio una sentenza del TAR del Lazio che invece dice che non è assolutamente così. Quindi in questi anni, invece che andare sempre meglio, no? e vedere questo grafico con la linea che scende sempre di più e apprezzare questa discesa dell'interruzione di gravidanza, vogliamo far ritornare le interruzioni clandestine? Perché togliere la legge significa ritornare nella clandestinità, no? Lo sappiamo, perché quella legge è stata fatta soprattutto perché moltissime donne morivano anche. Sì, perché c'erano delle situazioni anche igieniche, sanitarie terribili. Bisogna invece appunto investire nell'educazione, nella prevenzione, nei consultori. Noi abbiamo una situazione anche nella nostra regione, abbiamo chiesto un'indagine anche alla Regione Veneto, all'assessore Lanzarini, un'indagine sullo stato dei consultori, non solo sulla situazione degli ospedali, perché una media del 76% significa, e noi abbiamo appunto ospedali nel quale il 100% dei medici è obiettori, per cui significa
significa anche costringere a una mobilità, a un percorso a ostacoli. Il Veneto è una delle regioni nel quale si riesce a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza nell'ultima fase, siamo quasi fanalino di coda rispetto all'efficienza nel garantire il funzionamento della 194, ma a noi appunto interessa quello che è la prevenzione e l'educazione alla sessualità, e quindi significa investire nei consultori. E anche qui invece, così un po' come tutto il tema anche del sociale, della sanità, i tagli portano a un restringimento di questa dimensione, alla carenza di personale. E quindi si fa sempre più fatica a fare prevenzione e educazione, educazione alla sessualità, educazione anche ai sentimenti, alle relazioni, al rispetto tra donne e uomini, perché anche questa recrudescenza della violenza nei confronti delle donne è un tema molto delicato e sta dentro all'educazione, alla relazione e al rispetto. Noi abbiamo una situazione che è abbastanza pesante, che è drammatica rispetto alla violenza sulle donne, non accenna a diminuire. Anche nella regione Veneto, insomma, siamo tra le regioni di testa, insomma, rispetto, ed è un segno di arretratezza culturale. E quando una società ha un dato così elevato, così significativo di violenza di una parte della società nei confronti dell'altra, è una società che è malata. Non possiamo nascondere la testa di fronte a questo fatto, non è una questione di numeri, è una questione proprio di modello di società che non assume la responsabilità di intervenire. Ma dove bisognerebbe agire a questo punto? Su che cosa far leva? Bisogna intervenire in diversi modi. In primo luogo sicuramente dalla scuola, quindi dall'educazione di base rispetto appunto al rispetto dell'altro, al rispetto delle differenze. Ed è un tema che è importantissimo, fondamentale. Noi tra l'altro come sindacato dei pensionati ci siamo assunti questa responsabilità, questo compito, perché abbiamo la memoria anche appunto delle conquiste fatte, come si diceva prima. E siete della generazione. Delle generazioni insomma, che queste battaglie le ha fatte, quindi ha una consapevolezza, quindi l'importanza di trasmettere questa consapevolezza alle giovani generazioni. Quindi noi andiamo nelle scuole per parlare di resistenza, di parlare di quella che è stata la seconda guerra mondiale, ma andiamo nelle scuole anche per parlare di diritti e di rispetto nei confronti degli altri. Abbiamo una società che è multietnica ormai, quindi rispetto nei confronti di bambini che vengono da altri paesi, che hanno magari un colore della pelle diversa, che hanno un'altra cultura e che vanno accettati e inseriti, rispetto tra bambini e bambine, perché questo è fondamentale per generare una società sana. Ma bisogna intervenire, e questa è la prima in termini di prevenzione e educazione, ma anche appunto con i consultori, con i centri antiviolenza. La Spagna, che aveva dei dati simili a quelli dell'Italia in termini di violenza nei confronti delle donne, l'allora presidente Zapatero ha fatto un investimento eccezionale nelle case di accoglienza per le donne che fuggono dalla violenza. Anche questo è uno strumento fondamentale per consentire alle donne di ribellarsi, perché noi sappiamo che solo una punta dell'iceberg viene denunciata perché manca il coraggio e mancano le condizioni economiche per poterlo fare, perché se tu non lavori non puoi renderti indipendente. Quindi come succedeva una volta con i nostri nonni, accetta la sberla e stai a casa con il marito violento, sei stata una sberla. Ma come c'è un bellissimo manifesto nei confronti di Pillon che dice quante sberle devono essere necessarie per definire una violenza, quant'è la misura in cui è giusto ribellarsi. Ecco, noi con l'iniziativa che abbiamo fatto ieri a Verona stiamo dicendo basta. Basta, noi non siamo disponibili ad accettare questo e pensiamo che le donne di tutte le generazioni, ma le giovani in particolar modo, devono acquisire consapevolezza e prendere voce pubblica nel Paese, perché di questo c'è bisogno, come è avvenuto in passato. C'è bisogno di un nuovo protagonismo che c'è, perché lo vediamo non solo negli Stati Uniti con il Me Too, ma le diverse manifestazioni che stanno riempiendo le piazze, e sarà così anche a Verona per quanto ci compete, hanno questo significato. Noi non ci stiamo a tornare indietro, a tornare a una visione che è medievale. Quindi, cari uomini di buona volontà, prendete parola anche voi.
Prendete parola anche voi assieme alle donne, perché le conquiste delle donne sono conquiste di civiltà per tutta la società, per le donne e per gli uomini. Quindi non possiamo accettare che una minima parte retrograda imponga, no, un cambiamento e un ritorno al passato. Noi non ci siamo, questo è il messaggio. Quindi questo 8 marzo più che mai c'è bisogno no, del nostro protagonismo, di far sentire la nostra voce e proprio di prendere parola pubblica rispetto a questo. E lo faremo per esempio già domani qua a Padova, proprio nel pomeriggio, con un bel presidio davanti al municipio, perché domani ci sarà una marcia contro la legge 194, contro l'aborto qua a Padova, e quindi noi non possiamo anche qua stare zitte, quindi molte tra le donne della CGIL, dello SPI-CGIL e di tante altre associazioni delle donne ci sarà questo presidio in cui spiegheremo invece perché è importante mantenere le conquiste che abbiamo fatto negli anni passati. A questo punto siamo arrivati al termine, vi ringrazio, buona festa della donna naturalmente anche a voi, e buon lavoro, perché ce n'è da fare effettivamente. È in salita che sei in discesa, in salita, nel senso che arrivate al vertice della piramide, ancora siete retrocessi, quindi c'è da rimboccarsi le maniche. A voi naturalmente riflettete sulle parole che sono state dette dalle nostre ospiti, e se volete, come sempre, le sedi dello SPI-CGIL presenti nel territorio sono disponibili per anche verificare la vostra posizione pensionistica, lo ripetiamo sempre, per darvi informazioni e supporto a 360 gradi. Grazie e buon proseguimento. Grazie.